La guerra delle bottigliette spacca i partiti. Il Consiglio regionale del Veneto vuole rinviare lo stop alla plastica al 2025. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto e oggi è martedì 8 febbraio 2022. La prima notizia del giorno riguarda questo curioso progetto di modifica di una legge che è recente, una legge regionale approvata nel 2020 appunto dal Consiglio regionale su proposta addirittura di un consigliere di Fratelli d'Italia. Erano tutti d'accordo nella scorsa legislatura a Palazzo Ferrofini i rappresentanti dei cittadini veneti nel voler ridurre il più possibile l'uso della plastica e sostituire le bottigliette usa e getta con dei distributori, cioè le casette dell'acqua cosiddette, e gli erogatori alla spina. La legge, approvata nel 2020, prevedeva che entro 2 anni dalla data di entrata in vigore, e cioè entro il prossimo 14 aprile, in tutti gli uffici della regione, delle ULS e anche gli ospedali, quindi nei comuni, dovevano essere installati gli erogatori di acqua alla spina all'interno appunto di questi edifici pubblici e in particolare anche non si potevano più rinnovare, non si sarebbero più potuti rinnovare gli appalti per l'acquisto di bottigliette d'acqua. I comuni avevano un altro anno di tempo, quindi il 2023, per individuare le aree pubbliche destinate all'installazione delle casette dell'acqua. Era previsto, sì, perché adesso, a ridosso della scadenza, la maggioranza di centrodestra in regione sembra aver cambiato idea. La plastica, scrive il Gazzettino, adesso in Veneto è gradita fino al 2025. C'è una proposta di modifica della legge 11 del 2020 a prima firma di un consigliere della Lega, ma sottoscritta anche da consiglieri esponenti di Fratelli d'Italia. C'è polemica non solo tra la minoranza rappresentata in Consiglio regionale e la maggioranza, ma appunto anche all'interno degli stessi partiti, perché ci sono dei sindaci di centrosinistra a favore di queste modifiche, quindi a favore del rinvio fino al 2025, ma al tempo stesso ci sono proteste invece all'interno di Fratelli d'Italia contro questa proposta di modifica. Insomma, i partiti si spaccano sullo stop alla plastica, che verrà comunque rinviato al 2025. Molto probabilmente la proposta di legge verrà licenziata dalla seconda commissione del Consiglio regionale proprio questa settimana, per poi passare al voto nell'aula. Vedremo comunque come proseguirà questa vicenda. Nel frattempo noi voltiamo pagina e parliamo di scuola. Sui quotidiani del gruppo Gedi, in particolare sul Mattino di oggi, l'intervista a Tommaso Biancuzzi di Montebelluna, coordinatore nazionale della rete degli studenti medi. Il titolo: la protesta di massa contro il ministero parte dal Veneto, no alle scuole carceri. Una bella intervista in cui Biancuzzi dialoga con Enrico Ferro, giornalista del Mattino di Padova, e spiega le ragioni degli studenti in merito alla battaglia che li vede contrapposti al ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi. Il nodo è quello dell'esame di maturità, ma non solo. Non si possono ignorare lacune didattiche e disagi psicologici sorti in questi 2 anni di pandemia, dice Biancuzzi. E insomma, una bella intervista che si può recuperare sulle pagine del Mattino di oggi. Sempre in tema di scuola c'è la soddisfazione da parte dei presidi perché viene ridotta la DAD, ma la CGIL è di tutt'altro avviso e dice c'è ancora troppa confusione, iperproduzione e continuo cambiamento di norme che mette in seria difficoltà il personale scolastico, già esausto da questi mesi di pandemia. E in effetti sono davvero una sequenza fitta e in continuo cambiamento le norme relative agli ambienti scolastici, il personale scolastico, gli studenti, regole che cambiano in modo continuo, dice la FLC CGIL di Padova,
creando ulteriore confusione. Il personale in questi mesi si è anche dovuto sostituire al SISP, il servizio regionale di igiene e prevenzione, caricandosi di ulteriori preoccupazioni e lavoro. Il personale scolastico quindi va ringraziato e lo fa la FLC CGIL di Padova. Siete rimasti sempre in prima linea nonostante vi abbiano abbandonati. Si sta cercando di far vivere una normalità che nei fatti non esiste. E sempre sulle pagine del Mattino di Padova c'è un dato interessante: il bilancio delle iscrizioni nelle scuole che corrisponde a un calo che complessivamente vale 1801 unità, meno 550 alla primaria, meno 542 alle medie e meno 709 alle superiori, una diminuzione dovuta al calo demografico che non è più tamponato dai figli degli immigrati. Questo per quanto riguarda la scuola. Proseguiamo. Torniamo a parlare della clamorosa falla nel portale dedicato alla sorveglianza, ai tamponi della Regione Veneto. Dopo la scoperta del Mattino di Padova, che con un'inchiesta aveva messo in luce la vulnerabilità dei dati sanitari, quindi dei dati sensibili, anzi sensibilissimi, dei cittadini del Veneto, ebbene, ieri si è espresso il presidente della regione Luca Zaia, che ha parlato di una violazione informatica gravissima, tolleranza zero rispetto a errori che sono sempre possibili, e ha annunciato investimenti in sicurezza informatica, investimenti che forse andavano fatti prima e non dopo l'emergere di queste incredibili falle. Pensate, bastava copiare un indirizzo web, un URL, cambiare qualche numerino per ottenere i certificati di negativizzazione di altri pazienti, di altri cittadini veneti che erano risultati positivi al Covid ed erano entrati nel sistema di sorveglianza della regione. La conferma ufficiale da parte del presidente della regione: non si è trattato in alcun modo di un attacco hacker come quello che invece si è verificato nelle settimane passate, nei mesi passati, a dicembre ancora all'ULSS 6 Euganea. In questo caso non c'entrano gli hacker, si è trattato di un bug, una falla. Il sito era, il portale è stato fatto in casa, ha detto il presidente, e in fretta. Non è assolutamente una giustificazione, ha detto sempre Zaia. Quello che è successo è intollerabile, ma appunto ha precisato si è trattato di un bug di progettazione, non c'è stato hackeraggio, il che, e questo è il mio commento, la mia impressione, forse è ancora più preoccupante. In ogni caso vedremo come proseguirà questa vicenda. C'è la reazione e il commento politico non solo del presidente del Veneto, che appunto ha definito la vicenda intollerabile, ha annunciato il ricorso che verrà fatto probabilmente in futuro a migliori professionalità per mettere in sicurezza questo portale, ma non solo, si spera tutta la rete informatica regionale delle ULSS della sanità veneta. Ebbene, c'è anche l'intervento delle consigliere regionali del Partito Democratico Anna Maria Bigon e Vanessa Camani, che hanno annunciato una interrogazione regionale. La falla nei siti delle ULSS venete è inquietante perché si tratta di dati sensibili e perché è una scoperta che arriva a breve distanza dall'attacco hacker al portale dell'ULSS Euganea, dicono le consigliere regionali della minoranza di centrosinistra. A distanza di 2 mesi non è cambiato niente sul fronte della sicurezza informatica ed è molto grave. Parlano di episodio scandaloso e chiedono soprattutto di chiarire le responsabilità. Nel frattempo il sito rimane congelato e è sparita la sezione dedicata appunto ai certificati, quindi la falla è tappata, ma il costo da pagare ancora una volta è un momentaneo, si spera, disservizio per i cittadini veneti. Un'altra gatta da pelare per il presidente della regione Luca Zaia potrebbe essere quella relativa ai provvedimenti disciplinari che dal suo stesso partito sono partiti contro alcuni esponenti colpevoli di essere usciti dalla linea ufficiale. È Salvini che diffida i leghisti veneti dissidenti e i quotidiani del gruppo Gedi titolano così: si apre un nuovo fronte tra Zaia e il segretario. Insomma,
Forse non siamo ancora alla guerra aperta all'interno della Lega, ma poco ci manca. Ci sono sicuramente tensioni, litigi e appunto ora anche sanzioni in arrivo per i dissidenti in Veneto, che tra l'altro rimane ancora commissariato, lo è fin dalla fondazione del nuovo partito Lega per Salvini Premier, quindi da tempo non vengono celebrati i congressi all'interno della Lega e se poteva essere accettabile nei primi anni, ora questa viene vissuta come una ingerenza lombarda e romana. Insomma, i nodi forse stanno venendo al pettine nel partito più vecchio d'Italia che governa il Veneto da oltre 20 anni. L'ultima notizia di oggi è una flash, riguarda il business ambientale, maxi traffico di rifiuti dal Friuli al Veneto, ma anche nell'est Europa senza alcuna autorizzazione. È un'inchiesta dei carabinieri del NOI di Udine che si è conclusa, è stata coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Trieste e ha puntato i riflettori su una galassia di società che gravitano attorno a un colosso di Maniago, e si sono chiuse le indagini a carico appunto di queste aziende di trasformazione delle immondizie. Sotto esame il trasferimento di 480.000 tonnellate di rifiuti in Veneto e all'estero. Sono nei guai una serie di imprenditori, 5 manager veneziani nel mirino della procura antimafia di Udine, leggiamo sul Gazzettino di oggi, e la difesa parla ovviamente di una vicenda tutta da chiarire. E per oggi è veramente tutto. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. Oggi è martedì 8 febbraio 2022. Io sono Jack Calcetto. Una buona giornata a tutte e tutti voi.